In occasione della festività del patrono San Sebastiano, il consueto bilancio, oltre alla festa del corpo della polizia locale, vice comandante della polizia locale di Treviso, Giovanni Favaretto, innanzitutto che 2016 è stato per lei e per i suoi uomini? Ma per me è stato un 2016 importante perché sono approdato qui a Treviso a dicembre, quindi in chiusura dell'anno. Ma in generale per il comando è stato un anno di transizione, di forte cambiamento che ha visto avvicendarsi al vertice comandante e vicecomandante nuovo nella seconda parte dell'anno. Questo ha portato chiaramente a modifiche e stravolgimenti nell'attività, nell'assetto organizzativo del comando, gioco forza perché chi arriva mette il proprio imprinting sull'attività. E imprinting che ha voluto dare un segnale fortissimo di operatività. Quindi per me l'uomo in divisa in primis è un uomo che va ad operare sulla strada. In questo senso in 2 mesi ad esempio sono state fatte 516 ore in più di servizio esterno da parte di personale che era in precedenza dedicato ad attività amministrative che chiaramente devono essere fatte perché sono obblighi di legge, adempimenti obbligatori, ma che nell'ambito di una riorganizzazione e razionalizzazione delle attività non diventeranno più prevalenti, ma diventeranno concorrenti con quella che è l'attività di controllo del territorio. In questo senso vi siete concentrati ad esempio su alcune zone calde, chiamiamole Sì. così, della città, la stazione, i giardinetti, alcune vie adiacenti, proprio anche con dei controlli delle persone. Controlli fattivi, controlli sulle persone, su chi vive quei territori, su chi vive lì, sulla base delle segnalazioni dei commercianti e dei cittadini. Siamo andati, abbiamo controllato lo spacciatore piuttosto che l'assuntore di sostanze stupefacenti, segnalando più di 100 persone alla prefettura, quindi significa 100 persone fermate, controllate, identificate e riconosciute come assuntori di sostanze stupefacenti. Abbiamo identificato anche molti spacciatori, tutti deferiti alla procura, questo grazie esclusivamente all'attività sul territorio. E su questa linea, vicecomandante, si insisterà anche per il 2017, puntando ad esempio anche alle grandi direttrici di accesso verso il cuore della città, ci saranno pattuglie a Certo, presidiarle. non solo il centro vive una realtà particolare, ma la periferia di Treviso è una zona molto popolata, percorsa da direttrici di marcia importantissime e che non possono non essere presidiate. Io dico sempre, se non lo facciamo noi, non lo fa nessuno. La polizia stradale è la nostra tipica attività. Quindi riappropriamoci di questa attività, controlliamo il territorio, controlliamo le strade, chiaramente sempre nei limiti di quello che si può fare e delle risorse che abbiamo. Nel 2016 la vostra centrale ha ricevuto circa 13.000 chiamate, Circa a 13.000 dimostrazione appunto, dimostrazione di quanto diventiamo un interlocutore privilegiato nei confronti del cittadino. Se 13.000 persone si sono rivolte a noi per richieste di interventi le più svariate, dall'incidente, l'auto in sosta, la segnalazione, vuol dire che insomma siamo un interlocutore qualificato e privilegiato. e in questo senso vorrete cercare di facilitare ancora più questo rapporto, anche quello fisico oltre che telefonico. Certo, da qui a breve si concretizzerà un progetto importante che vedrà l'esternalizzazione di alcune attività e di conseguenza, in ambito di questo progetto, l'estensione degli orari di ricevimento del pubblico, di apertura al pubblico della nostra struttura e l'attivazione di un call center dedicato per le richieste di informazioni che non siano emergenze, no? Tutto ciò che riguarda la parte amministrativa verrà gestita appositamente, rendendo fruibile il nostro comando per più ore durante la settimana.